c'è una grande organicità in questa mostra, naturalmente è tematica. Pompa amava in un modo fortissimo Stravinsky e la sua musica, e le opere che sono esposte qui sono dedicate a Stravinsky, sono illustrazioni, ma il termine illustrazione è un po' limitativo, è qualcosa di più, sono interpretazioni vere e proprie di alcune delle grandi opere di Stravinsky, tra l'altro con un attraversamento lungo. Pompa eseguì questi piccoli quadretti, tra l'altro sempre onorando la sua maestria tecnica. Sono tecniche miste. Lui lavora con la china, lavora all'acquerello, a tempera e a olio anche, nel senso che usa poi l'olio a velatura. In un certo senso lui ha avuto sempre un culto per le tecniche antiche, che non ha mai riprodotto tali e quali, però le ha usate con una maestria veramente rimarchevole. E questo ciclo di piccole opere è improntato sempre a quella cura, quello scrupolo tecnico che contraddistingue tutta la sua carriera. Sono borbotti, sono rimuginamenti in questo caso su Stravinsky, ma in generale Pompa concepisce il suo lavoro come una sorta di rimuginamento su patrimoni accumulatisi nel corso del tempo, scusate, e pervenuti a lui e da lui sottoposti appunto a un rimuginamento. È come per certi versi un ruminante che mangia cose che gli piacciono moltissimo e poi lentamente le digerisce, le assimila e le trasforma. Con Stravinsky c'è un punto abbastanza cruciale, cioè che cosa hanno in comune questi due maestri? Perché Pompa ha dato ampie giustificazioni dei perché. Noi però a posteriori possiamo cercare delle motivazioni forse non chiaramente espresse in senso critico dal maestro, ma riscontrabili in quello che vediamo. Che cosa vediamo? Beh, chi conosce Pompa vede subito in queste opere chiaramente il suo stile. È una specie di popolazione di esseri venuti chissà da altri mondi o da un passato talmente remoto che non è più ravvisabile nei suoi contorni. Pupazzi meccanici e nello stesso tempo mostri e nello stesso tempo giocattoli, verrebbe da dire, come evocanti una sorta di nuovo mondo di un'Alice nel Paese delle Meraviglie, che non è quello di Lewis Carroll, ma è quello di un artista italiano che è nato negli anni 30, che si è formato nel clima della pop art, che ha ammirato profondamente certi grandi sperimentatori come Burri, che so, come Gnoli, e poi ha fatto scaturire dalla sua mente un universo perfettamente compatto, coerente, misto di paesaggi ai limiti della metafisica e di personaggi ai limiti del teatro delle marionette o dei burattini, che impersonano personaggi della letteratura, della storia, della fantasia. Ora, se c'è stato un creatore di personaggi, è Stravinsky. Non è l'unico, ben inteso, nella storia della musica, della letteratura del Novecento, però se si esamina la carriera di Stravinsky veramente è un immenso teatro. Non è un caso che Stravinsky è sempre un po' orientato nella dimensione appunto del teatro, del balletto, quella che un tempo veniva definita la musica pura gli pertiene fino a un certo punto, però poi è vero il contrario. C'è una musica più pura, diciamo così, delle sacre, du printemps. Si direbbe no, è illustrativa, è un balletto, sono i quadri della Russia pagana. Sì, certamente è vero, però nello stesso tempo la valenza
assolutamente autonoma voglio dire dalle immagini, perfino dal racconto esplicito, nella musica di Stravinsky è sempre molto presente. Quindi Stravinsky da un lato racconta sempre delle storie, da un lato focalizza i personaggi in modo anche acutissimo, divertente e profondo, dall'altro però mantiene sempre quella dimensione della sacrale dignità del linguaggio in sé per sé, che lo portò, guarda caso, a deplorare fortissimamente Wagner, che pensava di poter creare un'automatica connessione tra il soggetto di ciò che è rappresentato e la sacralità intrinseca della musica che quel soggetto ci fa ascoltare e vedere. È celeberrima e degna di alta meditazione la censura di Stravinsky sul Parsifal, no? Per cui dice, ma insomma questo Wagner si prende troppo sul serio, ma stiamo scherzando, cioè crede veramente di fare opera sacra, di essere un sacerdote. Così facendo scantura nel ridicolo. Personalmente non sono molto d'accordo con Stravinsky, però quella censura è una chiave di lettura formidabile per l'opera stessa di Stravinsky e anche per questo potente esercizio grafico che un artista come Pompa alla fine del XX secolo compone per dare un senso complessivo alla sua immagine, alla sua idea di Stravinsky. Le opere di Pompa coprono un percorso lunghissimo perché il primo brano che è oggetto della sua illustrazione è L'Uccello di Fuoco, che è del 1910, e l'ultimo è The Owl and Pussycat, che è una piccola composizione del 1966. Quindi lungo questo percorso Pompa va a scrutare alcuni degli apici della carriera stravinskiana, peraltro tutta fatta di apici, dalle Sacre del 13 al Rossignol del 14, al Renard del 16, al Ragtime del 1918, alle Noces del 23, a Jeu de Cartes, l'Oedipus Rex, Le Baiser de la Fée, la Sinfonia di Salmi, Persephone, Jeu de Cartes, Orpheus, The Rake's Progress, ben inteso, e i treni, quella formidabile composizione, è vero, che di solito si dice è la composizione dodecafonica di Stravinsky, The Flood, ispirata non poco a Webern. Insomma, praticamente l'intera carriera stravinskiana è illustrata da Pompa. E come è illustrata? Beh, potremmo dire, per usare un detto latino, iuxta propria principia, cioè secondo i principi di Stravinsky stesso. La figuratività di Pompa è in qualche modo debitrice allo sbalordimento della scoperta futurista all'inizio del secolo, tipicamente italiana e poi trasfusa nelle tradizioni culturali, si può dire, del mondo intero e naturalmente in quello russo in particolare. E da quel mondo viene Stravinsky. E non è del tutto illecito sostenere la tesi che in verità perfino le opere supreme della prima fase stravinskiana, le Sacre su tutti, ha una radice futurista potentissima. E in realtà lo sbalordimento che prese una parte del pubblico era proprio in questo cortocircuito formidabile che Stravinsky operava tra la sua formazione russa, accanto a Rimsky-Korsakov, e quindi in qualche modo anche di grandissima maestà, dolcezza, superba emanazione sonora, senso della leggenda altissimo, e la violenza dirompente e frastornante futurista, che in qualche maniera era anche debitrice a quegli elementi di scardinamento del linguaggio che all'interno del mondo francese, non dimentichiamo che Le Sacre è presentato in Francia, e all'interno del mondo francese erano maturate profondamente attraverso Satie, Debussy, e non si può negare che su un artista come Pompa questo cortocircuito di
armoniosa classicità, stupenda bellezza del vedere e frastornante disturbo della percezione, è un elemento costitutivo, e su quell'elemento costitutivo Pompa ingaggia il suo combattimento a tu per tu con il flusso creativo selvaggio e nel contempo dottissimo che l'arte di Stravinsky indubbiamente scaglia letteralmente contro di noi, fino all'ultimissima fase così solenne e fosca in qualche modo, ma questo fosco sentire sempre accompagna Stravinsky e sempre accompagna Gaetano Pompa, che certamente non è un ottimista della visione e nello stesso tempo non è neppure un cupo e tenebroso pessimista, è per così dire un oggettivista, si può usare un termine simile, non lo so, e anche Stravinsky è stato tacciato di questo, tacciato perché non credo proprio che si possa sostenere che la musica di Stravinsky, in qualunque momento della sua fase, anche in quella detta poi neoclassica, piena di citazioni, di echi settecenteschi o che so io, ma mai la sua musica è estranea a un profondissimo e tonante rovello interiore. La trasposizione figurativa di Pompa è esattamente sintonizzata su questa linea. È la sintonia l'elemento di grande fascino di questa mostra, a parer mio.